Eccoci insieme e come sempre, come ogni venerdì, noi ci dedichiamo a parlare di problemi sociali, problemi anche economici in questo caso, e lo facciamo con lo CGIL del Veneto. In modo particolare questa settimana abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio e siamo anche particolarmente onorati di averli, perché non è facile anche logisticamente fare questi spostamenti. Maria Rita Gentilin, segretaria generale CGIL di Belluno, grazie di essere qui con noi. Marco Nardini, Grazie a lei. segretario generale Filler CGIL del Soccorso Alpino Bellunese. Buongiorno. E questa loro presenza ci serve per fare il punto, per ribadire, bene sempre ricordarlo e non dimenticarlo mai, quello che è successo, quindi le conseguenze di questa perturbazione devastante che ha distrutto, letteralmente sconvolto un'area territoriale, sconvolto anche sotto il profilo non solo diciamo così geomorfologico e ambientale, ma anche sociale, economico, produttivo. E quindi capire con persone che stanno vivendo in questo territorio cosa c'è da fare, quanto è stato fatto, quanto servirebbe ancora investire e se ci sono prospettive. Occupazionalmente ci sono certi problemi, e poi per chi vive invece da tanto tempo in questi territori quali sono le situazioni anche logistiche e le problematiche da affrontare. Avremo anche un'intervista molto interessante con un sindaco proprio del territorio, ma la vedremo dopo. Allora io direi cominciare con lei, segretario. Situazione occupazionale, un po' inquadriamo economicamente l'area del Bellunese, vediamo un po' di capire. Tanto buongiorno a tutti. Io qui ho una doppia veste che Sì. doppia veste è quella di segretario della provincia di Belluno per quanto riguarda gli edili e soprattutto quello di cittadino di Roccapietore. Innanzitutto io devo dire che quello che è successo il 29 di ottobre è stata una cosa che penso che a memoria d'uomo non sia mai successa, e cioè il fatto che è arrivato un uragano, si chiama Vaia, un uragano Si chiama che Vaia? Vaia, sì, Sarebbe... qualcuno ha dato questo nome a questo uragano che è stato devastante dal punto di vista morfologico dell'ambiente, ma anche psicologico, perché di fatto in alcune zone come quelle di Roccapietore, ma in Comelico, come a Livina Luomo, cioè in tutta la provincia di Belluno, ma nella parte alta soprattutto, ha distrutto interi boschi. Perciò ci si è svegliati la mattina dopo una notte insonne, dove si pensava addirittura di morire perché c'erano frane, alberi sradicati completamente che volavano e noi, specialmente la mia famiglia, siamo rimasti bloccati per 3 giorni prima che i soccorsi arrivassero direttamente a casa. Perciò una situazione veramente pesante, pesantissima. Conosciuta poco ancora oggi, a dire la verità, nonostante siano venuti su molti giornalisti, molte testate televisive, eccetera, conosciuta poca, perché, spiegherò anche dopo, l'emergenza non è finita. Anzi, penso che la situazione di emergenza arrivi adesso, perché a pochi giorni arriverà probabilmente neve e la situazione si complicherà. Ecco, io vorrei, prima di andare ad analizzare quello che è successo e poi vedremo anche le conseguenze, vedere antefatto qual era la situazione economica precedente a questo, perché questo segna uno spartiacque importante e anche occupazionale, insomma, che tipo di attività produttive. Sì, allora la provincia di Belluno, come tutte le province, ma quelle montane soprattutto, paga la crisi che da 10 anni, specie nel settore dell'edilizia, è stata pesantissima. Abbiamo avuto questa chance, diciamo così, dei mondiali di Cortina, dove noi abbiamo investito un sacco di tempo e anche di situazioni di analisi politica del territorio, proprio perché i mondiali dovevano far ripartire non solo l'economia, anche la ricostruzione di una provincia come quella di Belluno, dove per 20 anni, ripeto 20 anni, è stata dimenticata dai politici. Perché? Cosa c'è stato? Io adesso mi piacerebbe parlare per 2 ore sulla questione della provincia di Belluno. Faccio solo degli esempi così chi mi ascolta a casa più o meno ha. Tanto per essere chiari, le strade, essendo che in inverno c'è il problema della neve e poi del ghiaccio, l'asfalto viene via. Noi siamo rimasti quasi 2 anni senza asfaltatura e aspettiamo con grande entusiasmo che arrivi il Giro d'Italia perché arrivi l'asfalto. Questa è la situazione della provincia di Belluno per quanto riguarda le strade. Poi c'è la questione della manutenzione ordinaria che non si fa, se si fa solo in emergenza, cioè con le famose bombe d'acqua che hanno causato anche morti in provincia di Belluno,
e con i continui richiami che chiediamo noi anche per quanto riguarda poco lavoro e lo spopolamento della provincia, che sempre di più ogni anno è pesante. Ecco, per capirci, voi siete anche in un confine con una regione a statuto speciale, per cui risentite un po' del confronto. Il passaggio tra la zona provincia di Trento e quella di Belluno, insomma, è abbastanza, si vede la differenza. Beh, chiaro, a dire la verità, le province autonome a Belluno sono più di una, perché c'è Trento, Bolzano, Pordenone, Friuli e confiniamo con un pezzo anche con l'Austria, Belluno. Il problema è che i bellunesi hanno dichiaratamente chiesto tantissime volte una specificità, cioè il fatto che un territorio così enorme e così difficile da vivere abbia in qualche maniera un contributo. I richiami sono stati fatti, ma pochi ci hanno ascoltato, addirittura nessuno. Sono stati creati anche dei nuovi partiti proprio per questa questione di autonomia e qualche partito ha preso anche parecchi voti proprio tentando sull'autonomia della provincia di Belluno. Fatto sta che noi ormai da 20 anni siamo su una situazione veramente di emergenza. Io dico questo, chi vive a Belluno, specie nelle zone alte, dovrebbe prendere ogni anno il premio Pelmo d'Oro, perché veramente facciamo fatica a sopravvivere. L'altro giorno, mentre facevamo il congresso della CGIL qui a Monestier, io sono partito da casa e mi sono trovato su una situazione di gelicidio, cioè il fatto che piove in un terreno ghiacciato e si forma uno strato di ghiaccio dai 2-3 centimetri, perciò andare con la macchina in strada diventa pericolosissimo. La provincia di Belluno io penso che sia una provincia come se fosse un pronto soccorso, sempre in emergenza. Chiaro che la gente poi alla fine fa difficoltà a vivere su zone del genere e io dico questo, noi siamo contentissimi per i turisti che vengono nelle parti nostre. Però non si può ricordare solo la provincia quando fa bel tempo, perché la provincia è anche sacrificio ed è cambiamento climatico. Ecco, l'attività produttiva maggiore su che cosa è concentrata? Allora, noi abbiamo un distretto dell'Occhiale, però anche lì è un distretto che sembra che tra pochi anni abbia anche dei problemi economici, però tiene perché ha 10-15 mila persone che lavorano. Il rimanente è l'industria e chiaramente l'edilizia con il turismo. Ecco, il turismo conosciamo, quindi anche la stagionalità, eccetera, poi un turismo che va sempre spinto, cioè incentivato e tutto, perché non è semplice la gestione. E lei diceva il settore dell'edilizia, però lì c'è la questione anche che fino a un certo punto, un po' dappertutto, no? Si è costruito e poi bisogna anche vedere di rivalutare quello che si è fatto, strategie anche diverse, non si può cementificare anche una zona come quella del Bellunese, questo è un dato di fatto. Diciamo che il Bellunese, forse qualcuno si dimentica che nel 63 è venuto il Vajont e questa cosa, diciamo così, ha inciso fortemente sul carattere anche delle persone. A volte bisogna un po' ascoltare le persone del posto, mentre tante volte ci diamo sempre così a piene mani a qualcuno che ne sa più di noi. Cosa dicono le persone del posto? Ma le persone del posto sono molto preoccupate, dicono che ci dovrebbero essere degli interventi, soprattutto sulla viabilità, perché abbiamo delle strade sia provinciali, comunali e silvopastorali che sono pericolosissime. Dopo il ponte Morandi, ANAS aveva fatto una statistica di zone dove c'era un intervento immediato per pericolosità e la provincia di Belluno era sui primi 3 posti. Addirittura? Sì. Perché non si riesce, non ti mancano i finanziamenti? Cosa mancano i soldi sostanzialmente per ristrutturare? Perché tutti i governi, anche quello Renzi, soprattutto quello Renzi, ma Monti, anche i governi di centrodestra, hanno fatto dei tagli lineari sulle province montane. Chiaramente province che se sono semimontane in qualche maniera i tagli. La provincia di Belluno è prettamente montana, esatto. È 100%. Perché ci sono province montane che montane non sono, soprattutto nel sud Italia, che non si capisce dove sta montagna. Ed è chiaro che quando si fanno dei tagli lineari su una provincia come la nostra vuol dire togliere completamente l'ossigeno alle amministrazioni locali, che sono costrette, lo dico, anche se non sono completamente contrario, a svendere il territorio. Ecco perché la speculazione edilizia in tanti posti è enorme, perciò le seconde case, perché sono costretti a svendere territorio per prendere un po' di soldi e fare dei lavoretti che sono necessari.
Ecco, quindi questo è chiaro come discorso. Secondo lei, per rilanciare un'attività produttiva che possa che sostenere anche le persone che ci lavorano, far sì che poi non ci sia da parte dei giovani la tendenza ad andare via, che questa è un'altra problematica, quindi lo svuotamento di certi comuni e vabbè, e con tutto quello che comporta, cosa sarebbe necessario fare? Guardi, abbiamo un esempio che è il Trentino Alto Adige, poi c'è chi dice ma loro hanno i soldi, no, hanno una cultura che forse è un po' diversa da quella nostra. E la cultura del Trentino Alto Adige è di dare priorità alla gente che vi abita. Questo è fondamentale, perciò lavoro annuale, noi siamo precari tutto l'anno. E noi pretendo per la maggior parte dei bellunesi perché sono stagionali in estate e stagionali in inverno. E non si capisce perché da una parte si vuole la stagionalità a tutti i costi e dall'altra le banche non ti fanno garanzia per quando ti prendi una casa. Anche qui ci potrebbe essere un riavviamento della residenzialità che comincia a scendere. Scendono i giovani e aumentano soprattutto i vecchi e gli anziani. E questa è un'altra problematica incredibile. Allora, a questo mi allaccio per vedere, fare un po' il quadro con lei. Situazione degli anziani, situazione dei pensionati, di persone che sono in difficoltà e che molte volte, giustamente, non vogliono neanche lasciare i loro comuni, anche se sono magari un po', diciamo, inerpicati, isolati, con varie problematiche. Sì, intanto perché gli anziani ovviamente sono sempre, diciamo, innamorati del loro posto, dove vivono. Il grande problema invece è proprio lo spostamento per quanto riguarda, diciamo, spostarsi, riuscire ad arrivare nei luoghi, diciamo, anche solamente negli ambulatori, anche e soprattutto verso gli ospedali. Questi sono dei grandi problemi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria è difficile da raggiungere. Difficile da raggiungere, questo è credo uno dei problemi proprio più grandi. Tra l'altro, se noi pensiamo, nella nostra provincia gli anziani sono il 26,6% rispetto alla media regionale del 22%, per cui è una provincia che deve avere un'attenzione particolare per gli anziani. Non è che si può pensare come per un altro territorio. Uno perché appunto sono di più, uno perché la viabilità è difficoltosa, i tempi di percorrenza sono sempre più lunghi, pertanto c'è bisogno di un maggior supporto, anche di una assistenza domiciliare molto più vicina. Tra l'altro io qua ho i dati delle pensioni medie, sono sì. dopo Rovigo sono le più basse. Ecco, sono le più basse, sono pensioni basse e questo anche mette veramente in difficoltà. Se noi pensiamo che con una pensione bassa, la media di una reversibilità, che vuol dire che qualcuno è da solo, con 600 euro al mese è molto difficile, insomma, anche riuscire anche ad avere un riscaldamento con sensazione di benessere per quanto riguarda il nostro territorio, che tra l'altro anche i mesi freddi sono più lunghi. Cioè ci sono veramente delle difficoltà economiche, cioè delle difficoltà a stare bene all'interno. La provincia, diciamo, che ci devono essere, insomma, degli aiuti magari un po' più consistenti per poter poi così erogare dei servizi sociali molto più attenti. Quindi dovrebbero esserci investimenti maggiori sostanzialmente per il sociale. Sì. Per le strutture sanitarie di ospitalità anche. Dunque, le strutture sanitarie, c'è stato ovviamente tutto lo smantellamento, diciamo, dell'ospedale in funzione, diciamo, di una medicina del territorio. Medicina del territorio che però non è così, non è così completata e non è nemmeno così a portata di tutti. E soprattutto anche quel sistema adesso di indirizzare le persone su determinati ospedali anche per il proseguo della cura dopo parlo anche dopo un ricovero, dopo un intervento, fa sì che
le ore di percorrenza per raggiungere il luogo della cura sono veramente lunghe. Se si pensa, parlo del Comelico, raggiungere magari l'ospedale di Feltre sono 4 ore fra l'andata e il ritorno, e questo a volte fa anche decidere di interrompere proprio la cura, proprio per il bisogno, la disponibilità che bisogna avere di tempo, ma anche di qualcuno che ti accompagna. Chiaro, quindi questa è un'altra problematica. Torniamo su questo, adesso abbiamo la pubblicità che incombe, quindi interrompiamo pochi secondi con la pubblicità, restate con noi però.